conto alla rovescia che è arrivato a 0. Possiamo andare, le parole dello starter per questi 7 cavalli di 3 anni. Non vincitori di 20.000 euro nella carriera, corsa molto qualitativa e incerta. Blue Daisy Fox, Barone Gas, Battost, più o meno sullo stesso piano, poi Bacio di Luna. Siamo in partenza, l'1 Bacio di Luna, Alessandro Muretti, 2 Blue Daisy Fox, Roberto Vecchione, 3 Barone Gas, Lorenzo Baldi, 4 Birba Pizza, Maurizio Cheli, 5 Battost, Alessandro Dettoris, 6 Brioban, Andrea Vitagliano, 7 Bruno Sca, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Si va in partenza, si ritrae dal 6 Brioban. Birba Pizza che salta al comando nei confronti di Bacio di Luna. All'esterno Blue Daisy Fox e Barone Gas. Prova anche a spostare dalla corda per un attimo Bacio di Luna per andare a sfilare su Birba Pizza, non ci riesce, Roberto Vecchione lo tiene lì schiacciato allo steccato, va lui a sfilare nei confronti di Birba Pizza, 200 in 15,6, ottima partenza da parte di Blue Daisy Fox che passa a condurre nei confronti di Birba Pizza, all'esterno Barone Gas che si trascina Battost mentre sbaglia nelle retrovie Brioban, i 400. Passati in numero 6 Brioban squalificato. Barone Gas progredisce all'esterno di Blue Daisy Fox, va a portarsi vicino alla battistrada. Lungo la corda c'è sempre Birba Pizza a precedere Bacio di Luna, in pariglia Bat Host, 45,8 per i primi 600 metri. In vantaggio Blue Daisy Fox, Barone Gas all'esterno, Battost in pariglia, Birba Pizza lungo i birilli, quindi ancora Bacio di Luna e Bruno Sca. 1 minuto e 1 decimo per gli 800 metri di corsa, con in vantaggio Blue Daisy Fox, che ha sempre al suo esterno la sagoma minacciosa di Barone Gas. In pariglia Bat Host, in attesa degli eventi è richiesta lungo la corda Birba Pizza per mantenere il contatto con i primi due, 1,15 il primo chilometro, insiste Barone Gas a lato di Blue Daisy Fox che ribatte a 400 metri dalla conclusione, 14,5 la dritta di là, Blue Daisy in vantaggio, Barone Gas all'esterno, Bat Host che si produce nello spunto in mezzo alla pista, Barone che allora deve premere sull'acceleratore per andare su Blue Daisy Fox, Bat Host che arriva forte in mezzo alla pista, l'ultima curva passata in 15,2, Blue Daisy che ancora in vantaggio nei confronti di Barone e di Battost a centropista che sta passando nei confronti di Blue Daisy Fox e Barone Gas, Bat Host che vince nettamente nei confronti di Barone Gas, Bacio di Luna e Blue Daisy Fox finiti perfettamente apparigliati. 29,9 la chiusa, 14,7 la dritta arrivo, 1,14,3 il ragguaglio cronometrico, il successo per Bat Host. Gennaro Casillo al training, Alessandro Dettoris alla guida, i colori della scuderia rosso crociata, percorso perfetto in pariglia e speed ficcante nel finale per venire a dominare Blue Daisy Fox che si salva per il secondo. Per il terzo sono in linea Barone Gas e Bacio di Luna. Lasciamo il verdetto al giudice d'arrivo, ma il successo è tutto per Bat Host che viene a vincere, continua a crescere questo figlio di Pascia Lest e Ortensia Gualla che coglie un altro bel successo. Si porta a casa la vittoria dalla sesta corsa all'Arcoveggio di Bologna, Battost.